Amici sportivi, ben ritrovati. Gli highlights del Montecchio Maggiore questa settimana è offerto da Ristorante Castelli Giulietta e Romeo. Si trova a Montecchio Maggiore in via Castelli 4, Martiri 4. Oltre al servizio di ristorazione, pranzo e cena, si possono organizzare eventi sia a livello privato che meeting aziendali. Menù a base di piatti della tradizione veneta. Contatto telefonico allo 0 444 179 2115. È un grazie anche a Distretto Case, agenzia leader nel settore immobiliare, presente con 4 sedi a Montecchiomaggiore, Vicenza, Sovizzo e Jesolo. A Montecchiomaggiore la trovi in via Europa 57 1. Sito web www.distrettocaseagenzia.com. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, una partita determinata dall'episodio del rigore che dopo ha condizionato ovviamente tutto l'esito, appunto l'esito finale della gara. Sì, peccato perché sì, alla fine è un rigore, non lo so, devo rivederlo, però un rigore che ci ha condannati. Diciamo che era una partita, sapevamo che era una partita difficile perché il Charlins è una squadra forte in ogni reparto, sappiamo, c'è giocatori anche di categoria superiore. Il primo tempo, finché diciamo il campo ci ha un po' permesso di giocare a calcio, abbiamo fatto bene. Il secondo tempo praticamente era impraticabile e noi purtroppo, non avendo giocatori che possono giocare palla alta, siamo andati un po' in fatica, però bene o male secondo me il pareggio ci poteva anche stare, peccato per la sconfitta. Le hai provate tutte a questo proposito, hai messo anche Gregorio Zanella punta centrale, poi hai messo dentro Bassitta, insomma le hai provate tutte. Eh sì, ripeto, noi abbiamo purtroppo per il modo di giocare che abbiamo e per le caratteristiche che abbiamo, il campo diventa penalizzante, purtroppo. Ho provato addirittura a mettere Zanella perché comunque ad oggi cambi offensivi, a parte il ragazzo Muntar, non ne abbiamo. Ho provato ad alzare i centimetri con un difensore centrale, ma comunque vuoi o non vuoi è sempre un po' fuori ruolo. Poi le ho provate tutte, ma purtroppo non c'è stato verso, non siamo riusciti a pareggiarla.